Il sistema veneto è stato un fallimento totale. La regione non ha fatto niente di straordinario, è suo dovere costituirsi parte civile nei processi penali contro i dirigenti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Questo è il commento dei consiglieri del Partito Democratico in solidarietà ai cittadini vittime del crack degli istituti di credito, accompagnato da una proposta di legge per aiutare i risparmiatori. La regione deve intervenire immediatamente per affrontare l'emergenza sociale aiutando chi è stato danneggiato e raggirato. La nostra proposta in concreto e nell'immediato è quella di ridurre i parametri ISEE consentendo un accesso agevolato ai servizi pubblici come le rette degli asili nido, le rette delle case di riposo, il trasporto pubblico locale. Dove può, la Regione deve intervenire. Abbiamo partecipato silenziosamente alla manifestazione dei cittadini organizzata da Don Enrico Torta, aggiungono i 5 Stelle, che è riuscito nel piccolo miracolo di unire tutta la politica veneta. Ora ci aspettiamo che Roma recepisca il messaggio, che venga istituita la Commissione parlamentare di inchiesta e che si insedi il promesso pool di magistrati dedicato all'analisi di tutte le migliaia di cause dei risparmiatori. Se questo non succederà, chiediamo fin da subito alla politica veneta un impegno per la fine dell'estate di organizzare a Roma, a nostre spese, quindi di tutti i gruppi politici veneti, una grande manifestazione e di portare almeno 30.000 cittadini a Roma per far sentire anche lì la nostra voce.